intanto grazie di essere venuti, buongiorno a tutti, io sono Donato Ala e mi sto occupando dell'organizzazione insieme alla signora Luisa Carcangiu che è accanto a me e il presidente della Federazione Italiana Golf che ben conoscete. EIA TV abbiamo Stefano Arricca, presidente della Federazione Italiana Golf. Stefano, questa iniziativa credo che debba per forza, ormai ti sei così... ti sei messo avanti e quindi devi per forza dare un grande successo a questa manifestazione, no? Siamo entusiasti, Donato, è un piacere poter, intanto la garanzia di avere te come organizzatore, perché sai, bisogna anche guardarsi intorno, ma soprattutto devo dire è un piacere poter portare il golf, il gioco del golf anche fuori dai campi da golf, perché sennò diventa qualcosa che viene localizzata solo nel campo, invece bisogna fare una promozione diffusa. Una buona promozione come questa, si parla di golf ma non solo, perché se si parlasse solo di golf diventeremo anche noiosi, invece intorno al golf c'è tanto di più, chiaramente speriamo che poi possa portare anche più giocatori, più tesserati per la nostra bella federazione. Il golf è turismo, il golf è cucina, per cui è enogastronomia, il golf è l'indotto che c'è dietro il golf. Accanto a me uno dei protagonisti è il nostro main sponsor della manifestazione, che è Marcello Capitta. Marcello si occupa di immobiliare di alto livello ed è chiaramente molto interessato al target golf, e quindi noi vogliamo che tu, Marcello, in pochissime parole ci dicessi un po' chi è Capitta Partners. Ma Capitta Partners opera diciamo, nel ramo appunto delle compravendite immobiliari di fascia medio-alta. Quindi chiaramente ho abbracciato questa manifestazione o questa organizzazione proprio perché diciamo, il golfista o chi solitamente gravita intorno al golf è un potenziale cliente per quello che è il mio prodotto di vendita. Quindi non aggiungo altro, perché non è solamente, come si diceva, una persona sicuramente ricca, ma una persona che ha gusto e quindi nell'ambito del gioco può anche apprezzare, diciamo, quel tipo di immobili che io tratto, che non sono esclusivamente costosissimi, però insomma di buon gusto, esattamente. Esatto, il buon gusto, lo stile di vita che noi vogliamo dare. Grazie a Marcello Capitta. Volevamo dare un evento di un livello abbastanza alto, ma non esclusivo, ci tengo a dirlo, perché questo evento serve proprio per far capire che il golf non è più come si pensava, ma il golf è diventato un pochino più popolare.